Vi andremo a presentare un esperimento reso possibile grazie all'aiuto del professore Gianni Donato. La finalità dell'esperimento sarà quella di analizzare il moto eseguito da un carrellino in 3 lanci su una rotaia e verificare se esso sia un moto rettilineo ed uniforme. Gli strumenti a nostra disposizione sono una rotaia con sensibilità di 1 mm e portata a 250 cm, 4 fotocellule collegate a 3 cronometri con sensibilità di 1 millesimo di secondo e portata a 10 secondi e un sincronizzatore. Per prima cosa andremo a misurare gli spazi tra le varie fotocellule. Bisogna ricordare che per ogni misurazione è necessario considerare l'errore corrispondente alla sensibilità dello strumento utilizzato. Verifichiamo che dal dispositivo di lancio alla prima fotocellula intercorrono 60 cm, per arrivare alla seconda 100 cm, alla terza 130 cm e all'ultima 170 cm. Per quanto riguarda i tempi, invece, prima di dare il via all'esperimento, azzeriamo i cronometri. Il carrellino ad ogni lancio attiva il sincronizzatore all'altezza della prima fotocellula, facendo partire i cronometri nello stesso momento, per poi fermarli uno ad uno in corrispondenza delle altre fotocellule. Iniziamo con il primo lancio. I dati ricavati sono 1,676 secondi per il primo cronometro, 2,976 secondi per il secondo e 4,744 secondi per il terzo. Proseguiamo col secondo lancio. I dati ricavati sono 1,090 secondi per il primo cronometro, 1,926 secondi per il secondo e 3,050 secondi per il terzo. Concludiamo con il terzo ed ultimo lancio. I dati ricavati sono 0,959 secondi per il primo cronometro, 1,691 secondi per il secondo e 2,670 secondi per il terzo. Per procedere col calcolo delle velocità, rileviamo gli spazi tra le varie fotocellule con una semplice sottrazione tra le misure delle distanze dal dispositivo di lancio alle fotocellule e quella tra il dispositivo e il sincronizzatore, per trovare gli spazi percorsi dal carrello che prendiamo in considerazione. Ricordiamo che ogni operazione in diretta implica l'aggiunta di un errore. Continuiamo con la trasformazione dell'unità di misura degli spazi da centimetri a metri, poiché nel sistema internazionale quella della velocità è il metro al secondo. Di conseguenza, seguendo la formula velocità uguale spazio fatto tempo, verifichiamo che il rapporto tra spazio e tempo sia costante per riscontrare se esso sia un moto rettilineo ed uniforme. Per verificare che esso sia effettivamente un moto rettilineo ed uniforme, rappresentiamo i dati ricavati su 3 grafici, trascrivendo le misure degli spazi sull'asse delle ordinate e quelle dei tempi sull'asse delle ascisse. Riuscendo a tracciare una retta passante per i punti di incontro tra le coordinate, possiamo affermare che siamo riusciti a rappresentare un moto rettilineo ed uniforme e che quindi esso sia realmente tale.